sentimento che mi provoca è un sentimento di insicurezza in primis per me e per la mia famiglia e di rabbia. Insicurezza e rabbia dopo lo shock per la violenza che ha caratterizzato la rapina di lunedì sera. Lo stato d'animo della gente è turbato. Paura? No, neanche paura, proprio rabbia, anche perché è successa una cosa simile, non con sparatorie eccetera, ma a San Paolo di Piave subito dopo le feste di Natale e anche l'emozione, diciamo, sì, lo stato d'animo dei titolari di questa pasticceria era di rabbia più che di paura. Difficile immaginare cosa si possa provare in quei momenti concitati dove tutto è possibile, l'incolumità della propria vita e di quella altrui sembra a rischio. Al centro commerciale Piave di San Donà si è temuto davvero che la situazione potesse degenerare e se non ci sono stati feriti lo si deve al caso. I carabinieri di Venezia stanno coordinando le indagini. Stamattina sono state recuperate le immagini delle telecamere di sorveglianza interna della gioielleria e da quelle si spera possano essere ritagliati frame determinanti. Nonostante quell'area commerciale sia coperta dai servizi di routine delle forze dell'ordine, la gente ritiene si debba e possa fare di più. Questa mattina c'era una volante che girava. Il problema è che è una sola volante per quanti migliaia di metri quadri ci sono di sola zona commerciale da gestire. È un po' poco. Tra la gente c'è la consapevolezza che un presidio totale del territorio è quanto mai complicato, pur se i controlli non mancano e neppure i risultati. Certo, di fronte a episodi come quello accaduto al centro Piave, si pretende di più. Ma ce ne saranno sempre di più di queste cose qua. Vedendo come vanno le cose in Italia, cioè, non mi meraviglia che la gente comunque faccia fatica a sopravvivere e via di seguito. È chiaro che se i soldi non ci sono da qualche parte li devono arrivare.